spadroneggiavano in discoteca con finte risse per creare disordini, picchiando barman e buttafuori per estorcere entrate e consumazioni gratuite, intimidendo i clienti, fino ad interrompere una festa privata. Il branco, guidato da un quindicenne, stretto congiunto di un boss, è finito nelle maglie dell'operazione Dazio. 7 le persone, tra cui minorenni arrestate dai carabinieri ed accusate a vario titolo di estorsioni, lesioni personali e violenza privata. Le indagini avrebbero documentato l'esistenza di un sodalizio criminale composto da numerosi giovani, tra cui 7 indagati, guidati dal quindicenne, stretto congiunto di uno dei responsabili del clan Nizza, attualmente detenuto al 41 bis ed affiliato alla famiglia Santa Paola Ercolano. Secondo l'accusa, la gang, agendo col metodo mafioso e avvalendosi della forza intimidatrice espressa dal sodalizio, tra febbraio e maggio 2023 avrebbe attuato una serie di violenze e minacce nei confronti del titolare e dipendenti della discoteca ex Dogana. E torna attuale quell'intervista a Scardilli che denunciava l'escalation di violenze. Non è che succede soltanto a noi, succede in tutta la città e succede in tutti i locali, sia in estate che in inverno. Gli investigatori ritengono emblematico un episodio di violenza quando il gruppo criminale, ostentando la disponibilità di pistole, avrebbe pestato 2 giovani. Una delle vittime, dopo essere stata accerchiata, sarebbe stata colpita alla testa con il calcio della pistola e poi presa a pugni dal gruppo. Lo vedete in questo filmato fornito dalle forze dell'ordine per documentare l'efferatezza dell'azione. L'aggressione sarebbe continuata nonostante la vittima fosse sanguinante. 7, come detto, gli arresti. Il titolare dell'ex Dogana, che ha manifestato gratitudine alle forze dell'ordine, si costituirà parte civile nel procedimento. È ufficialmente terminata la campagna antincendio in Sicilia, con l'isola che conta i danni e si lecca le ferite per l'ennesima stagione da incubo. Ne ha per tutti il WWF, che in un video mostra paesaggi spettrali inceneriti dalla mano dell'uomo e, perché no, dalla scarsa attenzione del territorio. Istituzioni sul banco degli imputati. Ennio Bonfanti punta il dito sui comuni. Il periodo di massimo rischio incendi era stato previsto dal 15 giugno al 15 di ottobre. La legge prevede che in questo periodo tutti i sindaci dei comuni siciliani debbano emanare apposite ordinanze sindacali con divieti e prescrizioni utili a prevenire il formarsi di incendi. Una situazione grottesca o addirittura ridicola, con queste ordinanze pubblicate su tutti i siti dei comuni siciliani, ma che si sono rivelate dei bluff, delle ordinanze fasulle, inesistenti. L'attacco di Bonfanti non risparmia la regione. La regione siciliana investe milioni di euro nello spegnimento, quando ormai il problema c'è, l'incendio si è diffuso, e investe pochissimo, troppo poco, nel controllo del territorio, nella prevenzione degli incendi, nella vigilanza sulle prescrizioni e divieti che impedirebbero il propagarsi e il nascere di questi incendi così devastanti. Incalcolabili danni all'ecosistema, per non parlare del rischio frane, logica conseguenza degli incendi estivi. A quasi un mese dalla morte di Matteo Messina Denaro emergono dichiarazioni del capomafia che alcuni mesi fa aveva accettato di sottoporsi a 3 interrogatori dei magistrati. Lui, il boss del periodo stragista, si è espresso anche sull'autobomba di Firenze in via dei Georgofili la notte tra il 26 e il 27 maggio del 93, dove persero la vita 5 persone, tra le quali 2 sorelline. La finalità era prendersela con lo Stato, con i beni dello Stato, ha sostenuto Messina Denaro. Una dichiarazione depositata senza omissis, nella quale prende le distanze dai fatti di Firenze, nonostante la condanna in via definitiva a suo carico. Tengo in chiaro che io non so niente di Firenze, ha proseguito, anche perché non c'è mai stata in una mia condanna nessun riscontro oggettivo. Non essendo un collaboratore di giustizia, il capomafia si è limitato a raccontare la sua verità, che parla della non volontà, secondo lui, di uccidere persone, asserendo di allinearsi con la versione di collaboratori di giustizia che dicono proprio questo. Il problema è stato, secondo me, ha proseguito, che sono andati con la ruspa, cioè hanno ucciso la mosca con le cannonate, perché si sa che se si mettono bombe possono cadere degli innocenti. Dunque dovevano essere colpiti solo i monumenti. Ma allora perché le bombe di Firenze, Roma, Milano fanno 10 morti e decine di feriti? Non è stato, secondo me, un errore, ha sostenuto Messina Denaro, è stato menefreghismo, che è peggio perché l'errore può essere perdonato, ma se io capisco e intuisco che là succedeva una strage, ecco che una bomba là non sarebbe mai stata messa. Poi, riferendosi agli esecutori, il capomafia ha aggiunto: il problema è che hanno usato gente che non vale niente.
Si approvvigionavano sulla piazza di Gela per poi smerciare al dettaglio marijuana, cocaina e hashish tra le vie di Riesi. Un'organizzazione criminale ben collaudata, attiva nell'acquisto e nello spaccio di stupefacenti, che adesso è stata decapitata da un'operazione condotta dai carabinieri di Caltanissetta, coordinata dalla DDA della Procura Nissena. Alle prime luci dell'alba sono scattate le manette per 12 persone alle quali nel corso delle indagini preliminari sono state applicate diverse misure cautelari. 10 sono finiti in carcere e 2 agli arresti domiciliari con braccialetto elettronico. L'organizzazione criminale dedita al traffico di sostanze stupefacenti faceva base a Riesi. I coinvolti sono tutti italiani, residenti nel centro della provincia nissena, tutti indagati per il reato di associazione per delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti. 2 di loro sono allo stato irreperibili e attivamente ricercati. L'indagine è scaturita dall'arresto in flagranza di uno dei presunti capi. Nell'ottobre del 2021 l'uomo fu fermato dai militari della stazione di Riesi e venne trovato in possesso di 4 kg di marijuana. Le indagini successive hanno consentito di acquisire gravi indizi di colpevolezza in ordine all'esistenza di una vera e propria associazione criminale dedita al traffico di droga. Le fila dell'organizzazione erano rette sempre dal presunto capo, un 35enne con precedenti specifici che nonostante l'arresto avrebbe continuato a dare le direttive agli altri sodali. Un mercato florido che si sviluppava lungo tutto il territorio della provincia nissena e che vede come baricentro la piazza di Gela da cui la droga partiva per raggiungere gli altri centri cittadini. Era arrivata a Villa Sofia nel gennaio 2022, deperita e con una critica infezione ai polmoni, 4 giorni dopo il decesso. La donna, soltanto 7 mesi prima, era stata portata nella casa di riposo per anziani Villa Valenti, in via Ruggero Marturano a Palermo. La sua salute era buona. Il racconto del figlio dell'anziana, avvalorato dalla testimonianza del medico che l'ha visitata in ospedale, hanno fatto scattare la denuncia alle forze dell'ordine, che ha portato alla sospensione dell'incarico per i 2 gestori, Francesco Paolo Valenti di 38 anni e la madre Mattea Limandri di 59. I 2 sono l'amministratore della società Giafra che gestisce la casa di riposo e il gestore di fatto della comunità. Sono indagati per sfruttamento del lavoro e abbandono di persona incapace. I finanzieri hanno accertato attraverso intercettazioni audio e video e ricostruzioni documentali che i lavoratori venivano sfruttati e che gli anziani, persone non autonome, venivano abbandonate a se stesse. L'amministratore e il gestore, approfittando dello stato di bisogno di 3 dipendenti non regolarmente assunti, risultati privi di qualifiche per svolgere le mansioni occupate, a fronte di estenuanti turni giornalieri e senza applicare ferie, permessi e riposi settimanali, li avrebbero pagati molto meno rispetto al contratto nazionale, tutto in nero da un massimo di 700 euro, qualcuno 500 fino a 350 euro al mese, e all'INPS non risultavano dipendenti, con il conseguente mancato versamento di contributi e oneri previdenziali. La società che gestisce la comunità alloggio è stata commissariata dal Tribunale di Palermo, che ha contestualmente nominato un amministratore, con il compito di garantire la prosecuzione delle attività assistenziali. Il GIP ha anche disposto il sequestro di 8.500 euro nei confronti di Valenti e Limandri. Il fatto non sussiste ed è opportuno evidenziare l'attività svolta da Giuseppe Nicosia sia in qualità di sindaco che in qualità di avvocato di contrasto alla criminalità. Sono parole che pesano, quelle contenute nelle motivazioni della sentenza con la quale il Tribunale Penale di Ragusa scagionava l'ex sindaco di Vittoria dalle accuse di voto di scambio politico mafioso in relazione alle elezioni comunali del 2016. Per l'ex primo cittadino un assoluto paradosso. Nel 2017 vengo svegliato alle 4 di notte con un bambino di 5 anni che dormiva a casa da elicotteri, uomini armati di tutto punto che mi invadono la casa semplicemente per notificarmi una misura cautelare di arresti domiciliari. Per me, che ero stato un sindaco antimafia, che avevamo avviato tantissime iniziative di legalità, che anche nella mia attività professionale difendo proprio le vittime del delitto, mi è crollato il mondo addosso. Nelle 50 pagine delle motivazioni della sentenza si evince il clamoroso errore giudiziario. Se la Procura distrettuale di Catania si fosse informato con l'ultimo sottufficiale dei carabinieri o della polizia locale, avrebbe sicuramente capito subito che si trattava di un gravissimo errore, di una serie di macroscopici errori giudiziari. Però tutto questo non è stato fatto. Probabilmente interessava di più colpire un ex sindaco, la conferenza stampa con le immagini roboanti di questo arresto, la fotografia su tutti i giornali nazionali, la distruzione dell'immagine di un politico, che non l'esito vero dell'indagine. La sua vita è cambiata.
Con una vicenda del genere rischiavo di essere travolto. Ho smesso sicuramente di fare politica, nonostante fossi in predicato di diventare un parlamentare nazionale o regionale, ma non è questo quello che conta. L'importante è aver restituito l'onore e la dignità ai miei figli, alla mia famiglia e anche alla mia città, che era stata offesa da questa vicenda incredibile alla quale fortunatamente i miei concittadini non hanno mai creduto. Nessun passo indietro. Il divieto di importazione, commercializzazione e produzione della carne sintetica resta. A precisarlo è il ministro Lollobrigida, che smentisce le voci su un possibile dietrofront del governo. Qualche giorno fa è stata ritirata la notifica del disegno di legge all'UE, ma per il titolare della sovranità alimentare si tratta soltanto di una formalità. Non esiste di vendere sia carne sintetica, io non gliela do neppure ai miei figli, questo te lo garantisco io. Non ne vedo la necessità completamente, non mi piace, solo il pensiero. Perché già il nome mi dà fastidio. Per niente, o la carne o è fresca o niente, provenienza dalla nostra terra va bene. Sono pochissime le persone che sembrano favorevoli a questa tipologia di carne prodotta in laboratorio. Meglio la tradizione, non questa innovazione, ci dice qualcuno, come questo chef. La dieta mediterranea resta il fondamento della cucina italiana e in particolar modo di quella siciliana, quindi viva la dieta mediterranea a 360 gradi. Il sì alla carne sintetica invece lo dicono gli animalisti, anche se con una riserva. Sarebbe un prodotto che non lede il benessere animale, la sostenibilità ambientale ne trarrebbe giovamento, tanto più in un contesto di crisi climatica e di sicurezza alimentare. Carne in vitro sì, ma per scelta etica e non per interesse economico. La carne sintetica è già stata bocciata dal Senato e nei prossimi giorni potrebbe esserci lo stesso risultato anche a Montecitorio. Non solo non ritiro il DDL, scrive Lollobrigida sulla sua pagina Facebook, ma sono più convinto che mai di dover dar corso alle indicazioni dei comuni, delle regioni e dei milioni di cittadini italiani che ci hanno chiesto di proteggere la nostra salute e la nostra economia. Andiamo avanti senza alcun passo indietro. Diversamente da altri paesi europei, l'Italia quindi resta fedele alla carne, ma a quella naturale. Il ritmo più veloce, più intenso, quello che si chiede in partita alla squadra di Tabiani, quello che l'allenatore prova a trasmettere col suo staff per cambiare la stagione e salvare la panchina, anche perché il ritmo sarà necessario visto che il Catania si appresta ad un tour de force non indifferente per 3 settimane di fila in campo ogni 3 giorni. Taranto domenica, mercoledì il Monterosi in trasferta e poi l'Avellino al Massimino. Il 1 novembre è la collocazione individuata per recuperare l'incontro valido per la seconda giornata a Brindisi e ancora trasferta a Potenza, Picerno al Massimino in Coppa Italia e la sfida in casa del Cirignola. 7 partite in 22 giorni. Fondamentale che il gruppo sia in condizione fisica e mentale. Partiamo dalla prima. In vista del Taranto, Tabiani dovrebbe contare pressoché sullo stesso gruppo di Castellammare. Rapisarda è quasi pronto, ma non ancora per domenica. Per Chiarella vale lo stesso discorso. Di Carmine e Bois ci saranno, mentre out ancora Rocca, così come Deli. In più c'è da fare i conti con la squalifica di Silvestri per il doppio giallo del Menti. 2 soluzioni. Si abbassa Quaini in difesa con Ladinetti o Rizzo in mediana, oppure va dato spazio a Lorenzini, che fino ad ora ne ha avuto molto poco. Le 2 mezzali dovrebbero essere gioco forza ancora Zammarini e Zanellato. In attacco torna Bocic, che rappresenta una valida alternativa a Marsura per dare velocità e imprevedibilità al reparto avanzato. Si lavora a Ragalna per trovare le soluzioni dopo l'avvio di stagione col freno a mano tirato, per recuperare l'autostima perduta dopo Caserta e per trasformare nuovamente il Massimino in una fortezza. Tanti obiettivi in poco tempo. Il campionato chiama, il Catania adesso deve rispondere. Se l'esordio di quelli shock a Perugia contro la squadra che ha vinto l'ultimo campionato mondiale per club è a tutti i favori del pronostico, alla Farbitalia Saturni a Catania non tremano i polsi, anche perché c'è tanta voglia di misurarsi contro Giannelli e compagni che hanno ambizioni da scudetto e alle 20 domenica attendono gli etnei al Palabarton per la prima di Superlega, il maggiore campionato del nostro paese e del mondo, dove ritorna Catania con orgoglio. E se il soprannome dei perugini è Block Devils, diavoli del muro, fondamentale e importantissimo
massimo nella pallavolo, la Santurnio pone la consapevolezza dei propri mezzi, l'entusiasmo dell'esordio e anche la certezza che non sarà in Umbria, dove ci si giocherà la permanenza e il consolidamento del progetto. I bianco-blu sono reduci dalla vittoriosa tournée in Polonia e schiereranno a Perugia anche Masulovic, appena rientrato dagli impegni con la nazionale serba. Il centrale saluta nella sua lingua il pubblico etneo e dice di non vedere l'ora di vederlo presente in massa al Pala Catania. Ciao. L'appuntamento sarà per domenica 29 ottobre con il Cisterna, seconda tappa di un campionato che la Saturni affronta con fiducia. Certamente che ancora ci sono situazioni che magari un po' più di organizzazione, qualche lavoro tattico ancora, qualche meccanismo ci sta, però piano piano possiamo migliorare ancora qualche aspetto tattico. Dobbiamo sempre avanti così e andrà tutto bene così che vogliamo. Siamo pronti per iniziare il nostro campionato e prima partita contro Perugia.